Il sommario di questa settimana: comuni virtuosi, indagine di Confartigianato del Veneto. No allo split payment, c'è la petizione. 25 febbraio si parla di credito ed infine il punto con Paolo Tramontin. Rinnovato buon fine settimana, ben ritrovati su Telebelluno e Radio Belluno per il consueto appuntamento con Impresa Diretta. Confartigianato del Veneto ha presentato nei giorni scorsi a Padova l'indagine sui comuni veneti più o meno virtuosi in termini di fiscalità, che ha preso in considerazione 52 comuni veneti con più di 5.000 abitanti e con il maggior numero di imprese. Di questi si sono analizzate le tariffe applicate per IMU, TASI, addizionali IRPEF, ma anche il servizio idrico. Ne è risultato che il comune più attrattivo è Bovolone, in provincia di Verona. Per il bellunese Feltre si piazza poco sotto il valore medio regionale, ben più distaccata Belluno che nella classifica è 37esima. Le tasse locali, ha spiegato Luigi Curto, di recente eletto presidente di Confartigianato del Veneto, sono aumentate del 190% dal 1997, un incremento di gran lunga superiore a quello nazionale che si è assestato al 42%. Per questo motivo, a partire da questa iniziativa, intendiamo avviare per il tramite delle nostre associazioni provinciali un confronto con le amministrazioni locali. Ci aspettiamo che parta un cammino di maggiore attenzione. Troppo spesso la politica appare troppo preoccupata dei bilanci e troppo poco del peso che la tassazione ha sui bilanci delle imprese e delle famiglie. Una petizione per dire no allo split payment, così Anaepa Confartigianato Edilizia, insieme all'ANCE e alle altre associazioni di categoria, ha deciso di intervenire per attirare l'attenzione di Governo e Parlamento sugli effetti dello split payment, una procedura burocratica onerosa per il rimborso dei crediti IVA. Infatti lo split payment, letteralmente scissione dei pagamenti, prevede che le pubbliche amministrazioni versino l'IVA direttamente all'erario. Di conseguenza l'impresa continuerà a pagare l'IVA ai propri fornitori, ma senza incassarla, in quanto dovrà essere versata all'erario dal committente pubblico, determinando una minore disponibilità di liquidità per le aziende. Anche Confartigianato si è subito mobilitata chiedendo a Governo e Parlamento un intervento immediato per abrogare lo split payment a partire da marzo, quando sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le operazioni con la pubblica amministrazione. Sono rassicuranti i dati relativi al Made in Italy nel 2014 presentati in questi giorni dall'Istat. La crescita rispetto all'anno precedente è pari a un più 2,0%. Un grosso contributo al risultato proviene anche dalle micro e piccole imprese, che conseguono una performance delle vendite all'estero migliore della media. Il maggiore dinamismo si registra nel comparto articoli in pelle, con più 4,6%, seguiti da articoli di abbigliamento, più 4,2%, e quindi legno con più 3,8% e alimentare e bevande con più 3,2%. I venti di guerra che da qualche mese toccano l'est dell'Europa, come i vicini paesi arabi, però potrebbero limitare i risultati conseguiti lo scorso anno. In chiusura di Impresa Diretta un appuntamento mercoledì 25 febbraio alle ore 18 presso la sala riunioni della sede di Confartigianato Belluno. Nell'ambito della scuola per dirigenti si parla di credito e del ruolo del Consorzio regionale per la garanzia dell'artigianato. Interverranno Renato Caldart, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, Vito Sanfilippo e Marco Danielis, rispettivamente direttore e vice direttore del Consorzio. L'informazione di Impresa Diretta si ferma qui, non prima però di ricordare che ha preso avvio da Pieve dal Pago il progetto Ascoltare, un ciclo di incontri con gli associati che toccherà tutta la provincia entro il mese di aprile. Un momento di confronto con i soci di Confartigianato Belluno per raccogliere anche idee e proposte da attuare nel corso dei prossimi mesi. Ne parliamo nei servizi che seguono questo telegiornale con Paolo Tramontin, delegato della Giunta Esecutiva alle problematiche del territorio. Uno dei punti cardini del programma della Presidenza e della Giunta di Confartigianato Imprese Belluno è quello di rimettere, di riportare l'associato al centro del sistema associativo. Vogliamo quindi che l'associato si senta a casa propria, che senta Confartigianato Imprese Belluno come casa propria, come un luogo in cui può chiedere, fare delle domande e ad avere delle adeguate e pronte risposte. Questo concetto va espresso ancora in maniera più forte
per quegli associati che territorialmente sono lontani dalla sede centrale di Confartigianato Imprese Belluno. E proprio per questo motivo come Giunta abbiamo deciso di ripresentare un ciclo di incontri sul territorio che abbiamo iniziato l'anno scorso e che quest'anno ripresentiamo. Sulla scorta dei riscontri positivi degli incontri territoriali dell'anno scorso, appunto come Giunta abbiamo deciso di ripresentare questo tour di incontri proprio per dar modo ai nostri associati di sentirsi parte integrante, parte attiva dell'associazione. Sono dei momenti in cui la Giunta che io rappresento, perché ho la delega al territorio e sarò accompagnato di volta in volta da altri esponenti della Giunta e componenti del gruppo Giovani Belluno. E in questi incontri la Giunta relazionerà del proprio mandato finora eseguito, porterà alla luce risultati, porterà alla luce il programma da qua ai prossimi anni e soprattutto ascolterà. Tant'è vero che il titolo degli incontri è ascoltare, cioè ascolterà le istanze, le richieste, le critiche, purché costruttive, che i nostri associati ci faranno, e tutto questo per migliorare il nostro sistema associativo e nel contempo far sentire, far vivere da protagonisti gli associati. Abbiamo già iniziato questa serie di incontri e siamo partiti con Cortina, luogo in cui appunto vogliamo rifondare fortemente questo sistema, questa struttura associativa che in questo momento è un po' carente. Siamo già stati a Pieve del Pago, nei prossimi periodi saremo a Feltre, Agordo, Pieve di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Quindi invito fortemente i nostri associati a partecipare a questi incontri perché sarà un momento di confronto e di forte crescita per entrambe le parti. Quindi noi per migliorare la situazione e la gestione di Confartigianato Imprese Belluno e gli associati per sentirsi parte attiva a questa struttura. Siamo in una gelateria artigiana bellunese che prepara il gelato ancora in maniera tradizionale, con materie prime fresche e di alta qualità. Non solo, questa gelateria rispetta il chilometro zero, valorizzando ciò che il territorio bellunese offre. Quali sono allora i gusti che identificano questa terra? Allora, i frutti che identificano questa terra sono soprattutto i frutti di bosco, le fragole, il corniolo, il sambuco, il caffè d'orzo. E lavoriamo con delle latterie, la latteria di Tisoi dove compriamo la ricotta, il mascarpone e naturalmente con latte busche lavorando con l'alta qualità. Il gelato era un dessert prettamente estivo, oggi sostituisce un pasto e piace anche con il freddo. Nella sua bottega quando viene prodotto e che tipologia di consumo ha? Noi lavoriamo soprattutto da marzo a settembre, settembre-ottobre. Però il bar è sempre aperto, come caffetteria, cioccolateria e anche bar. Il nostro gelato è comunque un alimento, perché usiamo materie prime come uova, zucchero, latte, frutta, sia congelata che fresca. Noi lavoriamo tantissimo d'estate con il turismo, è il nostro punto forte, e anche con la gente locale. Noi abbiamo, a mezzogiorno abbiamo un buon flusso di clienti che mangiano coppe perché il gelato è un alimento e non è un dessert soltanto. C'è la comprensione appunto del chilometro zero, il fatto di essere una delle gelaterie che propone gelato legato al territorio, quindi la curiosità di vedere questi gusti, di assaggiarli? Sì, è molto richiesta soprattutto dai turisti, gente che viene da fuori. Internet è soprattutto un bel modo di comunicare e la gente va in cerca di questo, lo cerca su internet. E vedo che c'è molta risposta da parte dei clienti perché vengono qua magari da Venezia, vengono anche c'è gente che viene su apposta per assaggiare il nostro gelato perché è particolare, cioè ci sono dei gusti che non si trovano dappertutto. Lavorare soprattutto anche con il locale, secondo me la gente lo apprezza tantissimo. Io spero di poter anche trovare nuove idee, è la qualità che conta, la qualità è importante in questo periodo, soprattutto perché mangiamo tante di quelle cose che non sono naturali. No? Noi siamo anche disposti noi non ci vergogniamo a far vedere anche come lo facciamo noi il gelato, perché non abbiamo niente da nascondere.
La sua è un'azienda al femminile. Che cosa vuol dire fare impresa per le donne? Quindi come ci si divide la giornata tra lavoro e ovviamente la famiglia? Bisogna organizzarsi. Più si lavora e più ci si organizza. Non è facile, ci sono dei momenti duri dove uno non ce la dice non ce la faccio più, però diciamo che noi donne abbiamo una marcia in più, niente da dire. Lavanderia 18, sartoria ma anche azienda che collabora con altre realtà artigiane. Il primo obiettivo di questo spazio era appunto quello di poterlo condividere con altri artigiani e artisti che come me si sono giocati il tutto per seguire e realizzare i propri sogni e ambizioni. Che caratteristiche hanno allora gli artigiani con cui collabora? Sicuramente l'unicità del prodotto, la ricerca e il fatto che nascono dalle province venete, dalle quali traggono i loro valori, ma che hanno un'ambizione internazionale, quindi con grandi aspirazioni. Può farci qualche esempio dei marchi e qualche caratteristica che portano con sé? Sì, allora, marchi con cui abbiamo collaborato e collaboriamo sono per esempio Punti di Vista, un'azienda di Asolo, che con la loro continua ricerca di prodotti occhiali, in questo caso vintage e storici, fanno una rielaborazione artigianale dei pezzi e li ripropongono, li rilanciano nel mercato con tutto il loro valore, il loro bagaglio storico e di design. Altra azienda con la quale abbiamo fatto una collaborazione è Apter, del Bellunese, azienda di ricerca, di design sempre di occhiali, pluripremiata con una vocazione internazionale. Oibò, calzini spaiati per vocazione, prodotti in Italia, che anche questi nascono da un sogno e da un progetto, tutto veneto. Tra gli artisti abbiamo collaborato con Emanuele Cabu, bellunese, col quale abbiamo prodotto una serie limitata di t-shirt, pezzi unici dipinti a mano. E il feltrino Alberto Fiocco, illustratore, che qui ha esposto più volte le sue opere e col quale stiamo lavorando a nuovi progetti. Nuova e ultima collaborazione, la proposta dei colorati zaini Kanken, di un'azienda svedese, una grande azienda nata comunque da un piccolo grande sogno del suo fondatore, e abbiamo creato un evento ad hoc per i nostri clienti, Choose Your Kanken, dove possono scegliere in modo personale il loro colore preferito. Ultima ma più importante è la collaborazione con Alice Gazzi per la linea Uomo Ernest. Come è nata allora questa collaborazione? Allora, la linea Uomo è insieme alla Lavanderia 18 la colonna vertebrale di questo negozio e nasce da lunghe chiacchierate, dalla voglia di creare qualcosa di nuovo insieme, e è stata stimolata dalla richiesta anche di parecchie persone, perché normalmente la moda maschile viene relegata in secondo piano rispetto a quella femminile. Invece in questo spazio abbiamo voluto che avessero lo stesso peso e vogliamo anche nei progetti procedere in maniera paritaria, nel modo che riescano ad emergere entrambe con la giusta attenzione che va data ad entrambe. Insieme progettiamo tutti gli eventi e le collaborazioni, e questo è un qualcosa che alimenta la nostra progettualità ed anche la nostra creatività, di volta in volta andando verso un crescendo e sperando di arrivare a progetti sempre più ambiziosi e di riuscire ovviamente a realizzarli. In chiusura di Impresa Diretta il numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Tele Belluno e Radio Belluno, ma vi ricordiamo presente anche sul canale YouTube di Confartigianato Belluno o nel sito ufficiale dell'associazione www.confartigianatobelluno.eu, cliccando Sala Stampa e di conseguenza multimedialità. Grazie per averci seguito.